Buonasera. Oh, eccoli qua, gli Zagara, finalmente dal vivo, diciamo, avete, come dire, rotto il ghiaccio questa sera qua al Salotto, se posso usare così a sproposito questo termine, no? Sì, prima volta. La prima volta che in qualche modo questi brani escono dalla saletta, insomma, dalla sala prove dove andate, e chiaramente perché avete in mente di fare qualcosa di più, fare un EP, di fare delle registrazioni. Ho sentito parlare addirittura di andare fuori Torino a registrare, ragazzi, fuori Torino, veramente. Sì, noi abbiamo un amico che ha finito di studiare ingegneria del suono e stava costruendo uno studio a Roma, e per cui abbiamo organizzato questa cosa, andare giù a Roma e fare una roba insieme, quindi un EP. Come no, mi sembra un'ottima idea. E questo, come potremmo definirlo? Un filone, come dire, un psichedelico, un suono che è quasi stoner, com'è? Da che cosa vi ispirate? Beh, le ispirazioni dico io stavolta adesso. In generale ci ispiriamo dagli After Hours ai Queens of the Stone Age, più o meno il suono è quello, anche appunto di pezzi e di ascolti soprattutto. Verdena. C'è anche. Allora, che brani abbiamo sentito? Possiamo sapere almeno i titoli dei primi due? Allora, il primo era Drogami e il secondo Succube. Succube. Adesso non so il terzo qual è, visto che siamo in streaming, se possiamo dirla. Il prossimo è New. Ah, New. È inglese, no? No, proprio New. New l'animale proprio. Vabbè, no, a volte, va bene. Allora, signore e signori, questi sono gli Zagara e questa è New, l'animale. La bestia. Oh, sotto pelle un brivido che smuove il mio cervello. Ho l'abitudine di perdere la strada, di perdere la strada. Tu che lo sai, lasci briciole per farti seguire. Ma so che hai paura di essere la sola a proseguire. Siete una mandria di ognuno, stiamo un passo più su, voliamo via come gru, non ci vedrete mai. Sola sulla luna, persa tra i crateri, importa solo la doppia immagine. Cammini tra i tralicci, schivando nelle ombre, schivando nelle ombre. Ed io che lo so, lascio lucciole per farmi seguire. Anch'io ho paura di essere solo a proseguire. Siete una mandria di new, stiamo un passo più su, vogliamo via come gru, non ci vedrete mai, Ci vedrete mai. non ci vedrete mai, Ci vedrete mai. non ci vedrete mai. Ci vedrete mai. Più
Grazie. Zagara qui al salotto dalla Zenith Room del Lab, come potete vedere anche un gruppo che rispetta quasi una simmetria perfetta, col fatto che c'è il chitarrista a mancino, e questa è una roba che adesso vi siete appena, la prima volta che insomma vi godete un palco, vedete che andrà sempre meglio, perché questa cosa è bellissima da vedere, anche il pubblico è una cosa straordinaria. Ecco, quindi questo era già un segno del destino. Avete già un titolo per questo EP? C'è qualche cosa che vi serve così come orizzonte? No, in realtà no, c'è soltanto No. l'idea di andarlo a registrare, i pezzi ci sono, poi vabbè, con le dovute selezioni, e il titolo ancora non l'abbiamo pensato. Questo Ci però manca. è grave come cosa, Diego. Tu parti sempre dal titolo, io so, quasi no. Diciamo, ma ognuno c'ha i suoi Sono metodi. tirato in adesso. causa subito. Magari se ti viene in mente un titolo, qualcosa. Il titolo verrà in quei giorni a Roma di sicuro. Ah, in quei giorni a Roma. 10 giorni. Mi sa 10 che- forse Ciao. ce ne... Figurati, verranno 6 titoli. Altro che titolo, lì verrà Puoi altro che- scegliere tra di voi, no? Mi piace. È vero, ha ragione, anche secondo me che noi Sicuramente. sì, poi se in primavera saranno veramente dei giorni indimenticabili, e anche lì vi aspettiamo poi, come dire, al ritorno, vediamo che titolo hanno scelto, che titoli si sono presi diciamo lì a Roma. Va bene, e a questo punto con che brano volete salutarci, o meglio anche voi darci l'arrivederci, perché questa è la prima puntata del salotto, ma tutte cose nuove, quindi mi state facendo un bel regalo. Questo ultimo pezzo è l'ultimo che abbiamo scritto e si chiama Balla mia bimba meccanica. Balla mia bimba meccanica, perfetto. Uno scioglilingua. Balla mia bimba meccanica. Zagara qui al salotto, facciamo un applauso, dai. Cosa vedrai, bambina mia, illuminata da un neon ora che è morto il sole? Vivrai in un mondo artificiale. Ai tuoi 20 anni ti regalerò occhi meccanici del colore che vuoi. Balla mia bimba meccanica, se esisterai, forse posso risparmiartelo. Balla mia dolce metallica, che se non lo fai scorderai di essere umana. Camminerai a piedi nudi su prati di plastica dove raccoglierai fiori di tela e forse quando io morirò tu cercherai un modo per riaccendermi senza capire. Balla mia bimba meccanica,
se esisterai. Forse posso risparmiartelo, balla mia dolce metallica, che se non lo fai scorderai di essere umana. Balla mia bimba meccanica, se esisterai. Forse posso risparmiartelo, balla mia dolce metallica, se non lo fai scorderai di essere umana. Grazie mille, buona serata.